perché evidentemente non è facile passare da una considerazione di livello internazionale su scenari di guerra a una realtà dove la democrazia invece è compressa e che può portare a ragioni di conflitto. La Catalogna in due battute, perché è tema ovviamente offuscato un po' dai fatti di Parigi di questi giorni, ma è tema di attualità estremamente importante per noi, per il Veneto che come la Catalogna aspira ad autodeterminarsi. In due battute, perché è notizia importante anche se in Italia non se ne parla, quindi grazie a Canale Italia forse possiamo dare luce a un tema attualissimo. Il 27 di ottobre, quindi pochi giorni fa, il Parlamento catalano e il suo leader Artur Mas hanno approvato una mozione con la quale hanno rivendicato il processo di autodeterminazione della Catalogna verso l'indipendenza, quello che dovrebbe fare anche Zaia in Veneto, ma che non avverrà mai perché lui non vuole indipendenza, ma vuole questuare l'autonomia che lo Stato italiano non gli può dare e non gli darà mai. Che cosa ha fatto? Ha rivendicato il suo percorso democratico, appunto, la Catalogna per l'indipendenza, dicendo una cosa che mi ha fatto molto piacere, se vuole anche mi ha dato un pizzico di orgoglio, quella che è la mia tesi, che sembrava un po' isolata, una tesi da parvenu, da improvvisatore, che avevo sostenuto in un atto ufficiale il 2 ottobre 2014, esattamente nell'atto di intervento ad opponendum in Corte Costituzionale, dove sostenevo che la Corte Costituzionale non era legittimata. So che a qualcuno può apparire una bestemmia quello che sto dicendo, ma l'hanno fatto i catalani come Parlamento il 27 di ottobre, sostenevo che la Corte Costituzionale italiana non è legittimata a pronunciarsi sul percorso di autodeterminazione del Veneto, all'epoca era la legge 16 impugnata dallo Stato italiano sul referendum per l'indipendenza, perché si tratta di un diritto antecostituzionale, non anticostituzionale, viene prima della Costituzione e quindi comunque la Corte Costituzionale come può essere legittimata a pronunciarsi su un diritto che è un diritto fondato sulle norme internazionali, sul diritto naturale, prima ancora che sul diritto positivo, su un diritto che è garantito dalla Carta dell'ONU. Ecco, è quello che hanno detto i catalani il 27 di ottobre. Non ci interessa quello che dirà il Tribunal Constitucional spagnolo di Madrid, perché il processo di autodeterminazione della Catalogna è un processo costruito sul percorso del diritto di autodeterminazione, che è diritto naturale, precostituzionale, che viene prima. È il diritto dei popoli. Vengono prima le persone e le comunità delle leggi del diritto positivo.